Come è bello questo strumento. C'è una leggenda legata all'organetto diatonico e si dice che appunto un pellegrino austriaco fosse andato a Castelfidardo perché doveva andare in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Loreto. Stiamo parlando del 1860, insomma quegli anni lì. Questo pellegrino austriaco aveva con sé uno strumento molto particolare, chiese alloggio alla famiglia di Paolo Soprani e suonò questo strumento musicale. Paolo Soprani rimase affascinato dai suoni di questo accordeon e così cercò di riprodurre questo strumento e venne fuori l'organetto, che fu brevettato in Italia nel 1863 appunto. Tutti i migranti italiani che partirono per l'Argentina si portarono appresso questo strumento musicale per ricordare le melodie della loro terra e l'organetto è diventato strumento principe nell'accompagnamento delle danze in veramente tutto il mondo, dall'Argentina fino appunto ai nostri piccoli paesi della Sardegna. E c'è un paese della Sardegna che è straordinariamente rappresentato questa sera da un suonatore di organetto, un musicista che io conosco da tanti anni e che è sempre molto discreto, molto schivo, ma che nasconde in sé un talento musicale e conserva queste melodie tradizionali in maniera assolutamente straordinaria. Questo giovane, per il quale vi chiedo un applauso, si chiama Salvatore Loi e arriva da Fonni. Salvatore è accompagnato non da una coppia, ma da 3 persone che accogliamo con un applauso con gli elegantissimi e bellissimi costumi di Fonni. E voi vi chiederete, ma com'è che c'è un uomo con 2 donne? E ci sono diverse teorie. Una di queste teorie, appunto, me l'hanno appena detta, adesso io cerco di ripetere bene quello che mi hanno raccontato. Una di queste teorie racconta che fosse sconveniente che una ragazza ballasse con il suo fidanzato, comunque col ragazzo che gli piaceva, e quindi si portava sempre appresso un'amica, come succedeva quando si usciva per andare in giro e si portavano sempre cuginette, sorelline, e così più o meno succedeva. Un'altra teoria dice che sapete che Fonni è un paese prevalentemente di pastori e quindi gli uomini lasciavano il loro paese per le transumanze, portavano il bestiame molto spesso qui in Campidano e quindi quando si aveva voglia di ballare c'erano tantissime donne e pochi uomini e quindi pur di ballare tutto ogni uomo si faceva carico di 2 ballerine e si ballava quindi in 3. Poi ce n'è anche un'altra, la diciamo. Dicevano che questi uomini di Fonni, diciamola tutta, non è che fossero così seri, perché pare che avessero una moglie a Fonni e l'altra a Campidano, come dico, e quindi questo modo di ballare in 3 rappresentava un po' questa bigamia in qualche modo tollerata. Quello che piace a noi è il fatto che questo ballo, soprattutto il ballo di Fonni, è assolutamente unico e particolare, dove si balla solo nel loro paese. Ci proporranno un ballo interessantissimo, si chiama Suballu Torrau, dove potrete notare una parte iniziale dove è lentissima, dove i ballerini si muovono semplicemente ondeggiando e poi quando l'organetto prende ritmo e appunto si iniziano quelle che in Campidano chiamiamo picchiadas, a quel punto si inizia il ballo con le battute straordinarie che sono veramente coinvolgenti e non di semplice esecuzione. E allora l'organetto diatonico di Salvatore Loi, il gruppo di ballerini di Fonni con Suballu Torrau.